Il 1° aprile termina l'obbligo di Super Green Pass sui luoghi di lavoro, sia per under che over 50. A chi ha superato questa soglia di età, sui luoghi di lavoro sarà richiesto soltanto il pass base. Resta comunque l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno per la popolazione over 50, medici, insegnanti e forze dell'ordine. Stop al certificato verde sui bus e in generale sui mezzi di trasporto pubblico locale, dove proseguirà però l'obbligo di indossare la mascherina fino al 30 aprile. Resta l'obbligo di Green Pass per il trasporto a lunga percorrenza. Dal 1° aprile non sarà più necessario avere almeno il Green Pass base per entrare negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste o dal tabaccaio. Anche nei ristoranti e bar all'aperto non sarà più prevista l'esibizione di alcun certificato. Dal 1° aprile decade ovunque il limite alle capienze nelle strutture all'aperto e dunque anche negli stadi, dove per accedervi sarà comunque richiesto il lasciapassare base, sarà possibile occupare il 100% dei posti. Stop anche alle quarantene da contatto con un caso positivo al Covid, anche per i non vaccinati. Dovrà restare in autoisolamento solo chi ha contratto il virus, mentre chiunque abbia avuto un contatto dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza indossando la mascherina FFP2. Decade dunque la differenza tra vaccinati e non. Infine, l'ultima svolta. Dal 1° maggio termina l'obbligo del Green Pass ovunque, anche in ristoranti e bar al chiuso, centri benessere, sale gioco, discoteche, congressi ed eventi sportivi al chiuso. Sempre dal 1° maggio via l'obbligo delle mascherine in tutti i luoghi al chiuso, anche a scuola.